La domenica è giorno di sport, di grandi sportivi, grandi avvenimenti sportivi, e chi sa raccontarli meglio di lui? Il nostro cantastorie sugli sportivi veneti, il grande maestro Alberigo Fuffa. Grazie. Con la sua rubrica È tutta fuffa. Yes. Grazie carissimi abitanti del pianeta Terra. Come dicono gli inglesi, we all love sport. Certo. Tutti amiamo lo sport, perché lo sport è vita. Gli inglesi dicono it's life. E lascia ricordi nella nostra testa indelebili. Certo. Come dicono gli inglesi, uniposca. Sicuro che si traduce. Oggi sono qui per raccontarvi l'incredibile storia di uno dei più grandi campioni sportivi veneti di tutti i tempi, Sandro Salsarosa. Mai sentito? Mai Onestamente sentito, no. mai sentito. In pochi conoscono la storia di Sandro Salsarosa, come in pochi raccontiamola. conoscono la storia di altri campioni come Memphis Battiscopa. Memphis Battiscopa, straordinario campione mondiale di nascondino, e di come perse quella finale nel 1978 uscendo anzitempo dal suo nascondiglio per ritirare la medaglia. Succede. Che pollo, dai. succede. Ma Sandro Salsarosa? Sandro Salsarosa, bravo. Sandro Salsarosa nasce in una famiglia difficile. Suo padre scappa di casa 10 anni prima che lui nascesse. Come se Sua possibile? madre lavora tantissimo, non può essere presente durante il parto. Ma non è possibile, Così maestro. lui passa moltissimo tempo davanti alla televisione. Sono gli anni 80 e davanti a quel vecchio Telefunken sicuramente avrà visto dei film con il più grande stuntman veneto di tutti i tempi. Non lo conosco. Idris Spezzacollo. Idris Spezzacollo. Vale la Ma non pena lo so. perdere 2 minuti su Idris Spezzacollo. Poi acceleriamo. Il più grande stuntman veneto di tutti i tempi. Sì. Tipo, lui è capace di imprese incredibili, tipo saltare in un cerchio di fuoco, tornare indietro quando il cerchio è spento, scalare l'Everest in infradito, oppure ancora aprire una bustina di ketchup senza usare i denti. No, vabbè, impossibile. La ketchup è impossibile. Dai, bravi. Ancora l'Everest. Tra l'altro Idris Spezzacollo, se non l'avete visto, andate a recuperare il film che lo ha reso famoso, quello in cui lui interpreta un dipendente di un'azienda di fuochi d'artificio e mentre rimane bloccato dentro un bagno chimico e intorno a lui divampa un incendio incredibile. E come si chiama il film? Che cessi il fuoco. Ma che trama è? Ma Sandro Salsarosa. Intanto Idris Spezzacollo si spense qualche anno dopo. Ma in che senso si spense? Dopo l'incendio? Però scusatemi, ma mi è scaduto il tempo, mi è scaduto Infatti, anche il biglietto del parcheggio, per cui Sandro Salsarosa ve la racconterò la prossima volta. no! Sì, però non prima di avervi lasciato con una frase famosissima: cari abitanti del pianeta Terra. Vi lascio con le parole del sovrano babilonese Nabucodonosor, che di fronte al Tigre e l'Eufrate disse: me butto de qua o de acqua. Grazie al maestro Alberigo Fuffa. Everybody move it.